Buonasera, siamo qui per presentare il progetto Cambiamo Rotta realizzato dai ragazzi e delle ragazze della seconda D della scuola media statale di Carbognano. Tutti noi, con accurata dedizione e un piccolo aiuto da parte della professoressa Simona Guida, ci siamo divisi in più gruppi e abbiamo realizzato delle interviste doppie, prendendo come modello il noto programma comico Le Iene Show. Abbiamo immaginato di essere i protagonisti di varie interviste ambientate nel 2033, nelle quali ogni coppia di ragazzi rappresenta il genitore con il rispettivo figlio. I genitori parleranno del Carbognano d'oggi, mentre il figlio racconterà l'ideale Carbognano tra 20 anni, ovvero del 2033. Tutta la nostra classe ha lavorato con massima serietà e disciplina nel realizzare il seguente video, nel quale sono presenti le nostre idee per rendere migliore il nostro paese. Chiediamo e sollecitiamo l'egregio sindaco di Carbognano, Agostino Gasbarri, ad ascoltare e possibilmente applicare le nostre idee considerate da noi interessanti e utili. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alla seguente rappresentazione, speriamo in una buona riuscita e buon divertimento da parte di tutta la nostra classe. Grazie per averci ascoltato. Sempre siamo forte, io e te, che ci sbattiamo forte, io e te, che andiamo con... Nome, Mania, Eleonora, età 33, 13, mestiere, avvocato, studentessa. com'era Carolina nel 13? Prima non era molto ricco di negozi, un negozio di scarpe aveva fino chiuso dopo 5 mesi. Per forza quella visita prima. Comunque Carbognano prima non era granché, era proprio desolato. Secondo me questo paese deve essere abitato da fantasmi. Bella questa. Cosa ne pensate del nuovo Carbognano? Adesso Carbognano è proprio figo, c'è pure 100 commerciali, peccato che è piccolo, la cosa più bella è il cinema. Siediti, ma che fai? Comunque Carbognano è fantastico. Ai tempi miei le persone si addormentavano in piedi tra negozietti e tupacchi. Tutto questo mi fa sentire giovane, ma purtroppo la vecchiaia. Come passate il tempo a Carbognano? Andavamo in giro, poi al bar a fare colazione e fino verso le 12 tutti a casa. Che noia sto Carbognano! Non ho finito, questo sto andando avanti per tutte le domeniche. Ammappa che bello! Non si risponde questa è la mamma. Niente. Questa storia non finisce qui. Ci vediamo a casa, mamma. Sti giovani d'oggi non hanno nessun rispetto. E tu Leonora come passi il tempo? Io di solito le mattine vado al bar, mi prendo un cappuccino e un cornetto, poi con le mie amiche andiamo nel centro commerciale a vedere scarpe e vestiti e molti sabati andiamo al cinema, andiamo a Multisala che è stata appena costruita e anche tante domeniche andiamo nella piscina comunale a farci dei bei tuffi. E questo lo chiamo divertirsi? No, che è? Ok. Ora vi saluto, grazie della vostra disponibilità. Ciao, arrivederci, buona giornata. Nome, Federica, Elena, cognome, Palanca, Cristofari, età, 13 anni, 33 anni, città natale. Carbognano. Come oggi a scuola, come nel 2013. Oggi la scuola è stata ristrutturata ed è più colorata. La cosa che preferisco è la ricreazione all'aperto con il bar. Insomma, iniziano le banche erano malandati. Mi sarebbe piaciuto avere più spazio per la ricreazione. I negozi, Oggi i negozi si sono moltiplicati, c'è un piccolo centro commerciale, negozi di elettronica, ma soprattutto luoghi di svago per noi ragazzi. Molti fallivano e poi continuavano la loro attività. secondo voi Carbognano è meglio del 2013 o oggi? Oggi. Il sindaco di Carbognano? Agostino Gasbarri. Agostino Gasbarri. È quello di sempre? Sì, ancora 40 anni. Come mai? Si dice che ha fatto il patto con il demonio, ancora giovanissimo. A te c'è una stagione Lorenzo. Siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare. Nome, Gabriel. Alessandro. cognome, Elias. età, 35. 13. lavoro. Calciatore. Studente. Oggi ci sono molti centri ricreativi, sapete chi li ha costruiti? Io non lo so. Io sì, li ha costruiti il comune dopo che la mia vecchia classe gliel'ho proposto. Adesso c'è il wifi in tutta la città, è utile? Sì. Sì, D'estate andate spesso in gelateria? Sì. qualche volta. E vi piace andare a passare il frangia? Sì, ma la prima volta sono caduto. Sì, ma non ci vado molto spesso. Le giostre al circo sono belle? Alcune sono per i piccoli, altri per ragazzi più grandi. Sono divertenti e attraggono molti turisti. Negozi, pub, eccetera, sono molte le persone che si trovano dentro? Io non ci vado molto spesso, ma di solito c'è molta gente. Ce ne sono di più il fine settimana.
Bene, grazie a Gabriele e Alessandro della United è tutto. Forte, io e te, che andiamo controvento, io e te, che stiamo in movimento. Nome? Federica. Cognome? Pietrelli. Età? 35 anni. 13. Ti diverti a Carbognano? Non tanto. Sì. Cosa facevi e cosa fai il pomeriggio? Gioco strada con i miei amici. Vado ai campetti, faccio delle passeggiate con le mie amiche e ogni tanto vado al cinema. Volevi e vuoi dei cambiamenti? Un posto devo stare il pomeriggio. No. Adesso parliamo della scuola. Com'era e com'è? I banchi e le sedie erano rotte. Adesso è tutto nuovo, il professore di educazione fisica ci porta a fare molte attività e quando si può facciamo colazione all'aperto. Puoi bere l'acqua dal rubinetto? No, non erano potabili. Sì, ci sono dei depuratori e nei corridoi della scuola c'è anche un distributore di bevande. Volevi o vorresti qualche svago per il pomeriggio? Sì, una piscina comunale e un campo a calcetto. Ora c'è tutto quello che desidero, una biblioteca, una piscina e un centro ricreativo per noi ragazzi. Ah, bravi voi giovani, ora avete tutto. Ai tempi miei non c'era niente. Ok, grazie per l'intervista, da lei viene tutto. Che andiamo alla deriva, io e te, nella corrente. Nome, Alessia, Anita, cognome, Sartini, Cristofori, età, 33, 13, origine e provenienza. Carbognano. Come svolgevi o svolgi pomeriggi? Beh, passeggiate, chiacchieravamo, ma niente di speciale. Ora andiamo a pattinare oppure i ragazzi possono andare a giocare a calcetto nel nuovo campetto ristrutturato. E le serie? Bar o pizzeria? Cinema o shopping al centro commerciale. Qual è il rapporto con la tecnologia? Cellulari e basta. Cellulari, negozio e assistenza. Com'era l'acqua? C'era l'arsenica, quindi non era potabile. Ora ci sono i depuratori. E i parchi? C'erano ma non venivano sfruttati. Ci sono e ci andiamo molto spesso. Com'era la scuola? La ricreazione? La scuola noiosa, la ricreazione nelle classi. Ora le classi sono state ridipinte, così anche i bagni. La ricreazione la possiamo fare all'aperto con un chioschetto e le sedie e i banchi sono nuovi. Chi era il preside? Alessandro Ernestini. Alessandro Ernestini. È l'omonimo o è il figlio? È lo stesso. Ma è vero che mi hanno detto che gli sono cresciuti i capelli? Sì, Perché nel Pignelli era così. e ora è cosa? Questo è tutto dalla Iona Raffaele. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo